Sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici all'Anfiteatro Romano, cosa è emerso? Allora, la Commissione aveva come obiettivo quello di verificare l'avanzamento dei lavori e soprattutto ai fini della predisposizione di una mozione che depositeremo verosimilmente la settimana prossima. È emerso appunto che il progetto esecutivo è stato inviato alla sovrintendenza nel dicembre del 2017 e attualmente si sta procedendo alla rimozione del verde infestante sulla base appunto di un progetto step by step concordato con la sovrintendenza archeologica. Quando vedremo l'anfiteatro nuovamente accessibile per i cagliaritani e i turisti? L'anfiteatro è attualmente parzialmente visitabile, l'obiettivo è quello di realizzare anche in congiunta con la commissione urbanistica la grande valle di Parabanda, magari appunto cercando di mettere in collegamento sia la zona dell'anfiteatro con quella dell'orto botanico. E in tal senso c'è già un progetto inviato dai lavori pubblici alla RAS di 400.000 euro.